quest'ultimo di tanti episodi di violenza in casa. Mattinata di passione per gli automobilisti sull'autostrada A4 nel Vicentino a causa di un furgone in fiamme e alcuni tamponamenti. Le tensioni tra Lega e Forza Italia per le amministrative. Alla voce del mattino il vicepresidente della regione Forcolin attacca. Brunetta mi ha detto che Forza Italia a San Donà potrebbe correre al primo turno con il PD. Lascia i suoi 2 cagnolini chiusi in auto sotto il sole per andare a pranzo nel ristorante a Jesolo, Trevigiana, denunciata dalla polizia locale. Concluso a Santa Lucia di Piave il primo corso di lingua veneta della Marca tra gli studenti, un quarantenne del Camerun che il Veneto l'ha studiato per capire il perché del nostro successo. Va in archivio la Padovan Marathon, partecipazione come sempre altissima, sulla lunga distanza vince un eritreo tra gli uomini, tempi record per le donne. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio di settimana. In primo piano c'è la cronaca di una tragedia, di un dramma vissuto a Conegliano, l'ospedale di Conegliano, per una coppia di genitori che aveva già un figlio, ne aspettava un altro e purtroppo la neonata, la piccola nata dopo poche ore è morta e per questo è stata avviata anche un'indagine interna dall'ULSS. La mamma alla seconda gravidanza si era sentita male sabato, accusava dei forti dolori. Così, assieme al marito, si sono presentate al pronto soccorso di Conegliano. La donna, alla 31esima settimana di gestazione, è stata ricoverata per tenerla sotto osservazione, ma con il passare delle ore il dolore aumentava ed il monitoraggio ha segnalato che la bimba soffriva gravi problemi respiratori ed un'insufficienza cardiaca. Così i medici non hanno voluto attendere un attimo in più ed hanno deciso di farla partorire con il taglio cesareo. La piccola è venuta alla luce ed è stata subito soccorsa dai pediatri, ma il cuoricino della neonata ha smesso di battere qualche ora dopo. Una tragedia immensa che ha distrutto la famiglia. Sotto shock anche la comunità dove vivono i genitori della piccolina, tra Conegliano e Pieve di Soligo. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto. Esprimiamo grande vicinanza alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore, ha detto Francesco Benazzi, direttore generale, e restiamo a disposizione per qualsiasi necessità. Medici ed ostetriche hanno fatto tutto il possibile per strappare alla morte la bimba, ha concluso Benazzi, ma è stata comunque aperta un'inchiesta per verificare quanto accaduto. È stato dato incarico ad un perito esterno che dovrà controllare passo dopo passo tutto quello che è stato fatto. Ed ora a Campolongo Maggiore con la vicenda terribile di violenza in casa, ancora una volta un 31enne che picchia brutalmente la moglie incinta. Sono intervenuti i carabinieri per fermarlo. Ci racconta questa vicenda da Campolongo Maggiore Tiziana Bolognani al telefono. Tiziana. Sì, buongiorno da Venezia per raccontarvi l'ennesima violenza su una donna. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato quando al centralino dei carabinieri di Stra è arrivata la richiesta d'aiuto di una giovane donna che ha riferito di essere stata picchiata selvaggiamente dal marito. I militari sono arrivati nell'abitazione della coppia a Campolongo Maggiore e lì hanno potuto accertare il fatto denunciato dalla donna che ha rischiato di perdere il bimbo che porta in grembo da quasi 4 mesi. La giovane è stata perciò soccorsa e medicata all'ospedale di Piove di Sacco dove le sono stati diagnosticati un trauma cranico e lesioni varie. L'uomo, 31 anni di nazionalità marocchina, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di Venezia. Non era la prima volta che il marito alzava le mani sulla moglie per futili motivi, ora spetterà alla magistratura prendere i provvedimenti del caso. Il gravissimo episodio è accaduto nel weekend che in Italia è coinciso con una iniziativa di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne che ha visto in prima fila i calciatori di Serie A scendere in campo con il viso colorato di rosso. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Ancora violenza, stavolta è una rissa che finisce a coltellate, è accaduto ad Arcole nel Veronese, una lite degenerata tra giovani in via Mansoldo, una zona dove appunto c'era un gruppo di ragazzi vicino a un condominio. Da poco passate le 19:30, un 27enne di origini marocchine stava trascorrendo la domenica in compagnia di alcuni amici nel cortile del condominio, poi l'arrivo di altri connazionali con cui evidentemente c'era stato qualche screzio, una discussione che in poco tempo è degenerata e uno dei nuovi arrivati ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente il 27enne ferendolo alla spalla, alla gamba più volte. Il giovane è stato portato poi in ospedale con gravi ferite, fortunatamente non sembra in pericolo di vita.
E adesso la tragedia avvenuta a Borso del Grappa, tra Crespano e Borso del Grappa, la scoperta e il ritrovamento di un cadavere di un 32enne trevigiano trovato appunto senza vita su un dirupo, e a quanto pare non sarebbe un incidente ma un gesto estremo dovuto a una delusione d'amore. Potrebbe esserci il gesto estremo dietro la tragica morte di un 32enne di Crocetta del Montello, trovato senza vita ieri mattina dal soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, allertato la notte tra sabato e domenica dai carabinieri di Castelfranco. A dare l'allarme e ad avvertire i militari dell'Arma l'ex fidanzata della vittima, che aveva ricevuto dall'uomo un SMS che faceva in qualche modo presagire il dramma. L'auto del 32enne era stata rinvenuta parcheggiata a 200 metri sotto Cimagrappa, lungo la strada Generale Giardino. Una squadra del soccorso alpino aveva così iniziato a perlustrare la zona verso località Archeson, arrivando a circa 4 km di distanza, cercando lungo gli strapiombi verso valle, senza rinvenire traccia. Appena fatto luce è decollato l'elicottero di Treviso Emergenza, che ha imbarcato 2 soccorritori per portarli nella zona delle Meatte, possibile meta del ragazzo. Successivamente l'eliambulanza ha caricato a bordo un terzo soccorritore per sorvolare un'altra area sotto il decollo dei Parapendii nel Panettone. Purtroppo alle 9 il tragico epilogo. L'equipaggio ha individuato il corpo senza vita in un canale che confluisce nella Valle della Madonna, 80 metri sotto la strada che porta a Malga, rifugio Ardosetta. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. Indagini sono ora in corso per capire cosa sia esattamente accaduto. Nel Vicentino adesso, perché stamane sono state ore di passione per gli automobilisti in transito in A4 a causa di un furgone in fiamme e diversi tamponamenti. Grisignano, mattinata di passione per gli automobilisti che si sono messi in strada sulla A4. Prima l'incendio di un furgone e il successivo tamponamento di alcune autovetture hanno provocato 6 km di coda in autostrada in direzione Milano. Alle 7:30 i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo il casello di Grisignano direzione Milano per l'incendio di un furgone cassonato. L'autista di una ditta rodigina di manutenzione del Verde, che viaggiava con 2 colleghi, si è accorto del malfunzionamento del furgone accostando in corsia di emergenza. Appena scesi hanno notato il fumo avvolgere il furgone e subito dopo le fiamme. I pompieri intervenuti con 2 mezzi, uno da Vicenza e uno da Padova, hanno spento l'incendio che ha completamente distrutto il furgone. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Poco prima delle 9 invece una serie di tamponamenti tra autovetture ha complicato ulteriormente la situazione, che solo verso le 10 è tornata alla normalità. La politica adesso, mentre a Roma si attende il secondo round con, sappiamo, Mattarella che dovrebbe dare l'incarico esplorativo a Roberto Fico, la Camera dei Deputati, quindi per sondare un'eventuale possibilità di governo Movimento 5 Stelle PD, resta forte il dibattito all'interno del centrodestra per quanto riguarda la corsa alle amministrative, lo strappo Lega Forza Italia, come sappiamo, tra Vicenza e Sandona di Piave, e proprio di Sandona di Piave parla il servizio che vediamo fra pochissimo. Peraltro giovedì è slittata a giovedì il direttivo regionale di Forza Italia per capire un po', per tirare le file e capire cosa fare nei prossimi giorni e anche studiare il caso Treviso. Come sapete a Treviso Lega e Forza Italia restano alleate, ma c'è una discussione in atto. Ebbene, a Sandona di Piave questa mattina alla Voce del Mattino era ospite Gianluca Forcolin, vicepresidente peraltro della Regione, che ha rivelato una telefonata di Renato Brunetta in chiave proprio amministrativa Sandona. Sentite cosa ha detto. Alla fine mi sono sentito anche preso in giro quando da qualcuno che oggi è onorevole parlamentare della nostra zona e ci dice: guardate che noi siamo anche disponibili a correre col PD e vincere il primo turno. Brunetta, l'onorevole Brunetta senza far nomi, e quindi diciamo che
Renato, senza far nomi, quando mi ha fatto questo tipo di telefonata, io, è una telefonata che davanti a testimoni, si prende la responsabilità di dire che certo, Brunetta le ha telefonato dicendole noi siamo disposti io chiamo, c'è reserve, facciamo l'accordo col PD e vinciamo al primo turno, e io ho risposto semplicemente ciao Renato, ti auguro buon lavoro. Io ho messo giù, sono stato anche elegante, credo, no? Potrei aver usato altri termini. Quindi di fronte a atteggiamenti di questo tipo io vado avanti con la coerenza, con la dottoressa Pilla che avevo presentato 7 mesi fa. Qualcun altro si prende le proprie responsabilità. Queste dunque le parole di Forcolin, che certamente non mancheranno di alimentare ulteriori polemiche, quindi ve ne daremo conto questa sera nel corso dei nostri telegiornali, anche per capire la risposta a queste affermazioni da parte sia del Partito Democratico a San Donà che ovviamente di Forza Italia. Come sappiamo poi giovedì c'è questo direttivo regionale. Intanto sul fronte dei comuni, parliamo di sindaci, continua il dibattito e continua anche l'incredulità e la rabbia dei primi cittadini del nord-est della Marca sui fondi statali destinati ai comuni italiani, fondi però che vanno, come avevamo raccontato negli scorsi giorni, spesso a comuni in dissesto economico a discapito dei comuni virtuosi del nord-est. Una rabbia, quella dei sindaci, che ha spinto uno dei primi cittadini della provincia di Treviso, quello di Valdobbiadene, a scrivere una lettera al Capo dello Stato. Ieri ho scritto una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella lamentando i criteri ma anche l'applicazione della norma per la ripartizione dei 150 milioni di euro destinati al consolidamento sismico dell'edilizia scolastica. Monta la rabbia tra i sindaci della Marca, monta perché se tieni i conti a posto lo Stato, anziché premiarti, ti mette in fondo alla classifica assegnando i fondi a chi invece i conti non li fa proprio. E l'ultimo caso riguarda una norma della legge di bilancio 2018 che assegna dei contributi nazionali per l'adeguamento sismico delle scuole, per le strade e per l'edilizia pubblica. Tutti soldi che hanno già una destinazione che proprio non tocca nemmeno di striscio né il nord-est né tantomeno la Marca. 146 opere sono state finanziate con questi 150 milioni di euro, in realtà corrispondono a 54 comuni, tutti in dissesto, e comuni che hanno avuto anche 6.000 euro pro capite, pro cittadino. Ma la vera indignazione parte da Fara di Soligo, comune con i conti ingessati per via della storica causa per gli espropri della zona industriale e nonostante ciò con il bilancio a posto. Dallo Stato sicuramente, che è l'artefice principale del danno che è stato creato, porte tutte chiuse, euro zero, ci si sente presi in giro, ecco perché penso che in questi anni aver bussato tutte le porte, aver trovato tutte le porte chiuse, abbiamo cercato di far sempre tornare tutti i conti, escluso appunto il caso PIP, ci si sente veramente presi in giro. Ecco, io penso che questo sia un motivo in più per dire ai veneti ricordatevi che dobbiamo conquistarci l'autonomia, se no qua non si va da nessuna parte. Così nella lettera al Capo dello Stato il sindaco di Valdobbiadene fa una richiesta ben precisa. Si cambino le regole per i prossimi anni, ma che venga fatto qualcosa già con questi fondi 2018, perché l'interpretazione della legge che prevedeva appunto un rapporto tra risultato di bilancio e entrate, diciamo, è stato considerato come un positivo risultato di bilancio il meno davanti, quindi il dissesto, e questo credo che sia un errore di interpretazione, immagino, da parte degli uffici ministeriali che hanno ripartito queste somme. Torniamo nel Padovano per parlare di sicurezza alla guida, con il boom di multe per gli automobilisti padovani sorpresi al volante con il cellulare. Da poco più di un anno 3 padovani al giorno vengono multati perché sorpresi a parlare al cellulare mentre guidano l'automobile, un fenomeno, quello di usare il telefonino mentre si è al volante, tanto diffuso quanto l'aumento dei controlli che a Padova hanno portato, solo per quello che riguarda la polizia locale, a staccare quasi 1400 multe in 15 mesi. Come per altre infrazioni, la recidiva, cioè l'essere sorpresi a compiere la stessa violazione nel biennio seguente alla multa, comporta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Arrivata a pranzo in un ristorante aveva lasciato i 2 cagnolini chiusi in macchina sotto il sole. È accaduto ieri a Jesolo, ad allertare la polizia locale e alcuni passanti che avevano sentito
le povere bestiole abbaiare. I 2 cani razza Pinscher erano nascosti sotto la cappelliera del bagagliaio. Sul posto in zona Pineta è arrivata subito una pattuglia che ha verificato la presenza dei 2 animali. La macchina era chiusa, quindi è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto la vettura senza causare danni e hanno potuto soccorrere i 2 cagnolini dando loro da bere. Una giornata fra l'altro particolarmente calda quella di ieri. Secondo testimoni sarebbero stati chiusi nel bagagliaio da ore, nonostante questo fortunatamente si trovavano in discrete condizioni. La proprietaria, che è residente nel Trevigiano, ha ammesso di aver chiuso i cagnolini nell'auto perché doveva pranzare al ristorante e al ristoratore non aveva consentito loro l'accesso appunto dei cani. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Santa Lucia di Piave, nella Marca trevigiana, dove qualche giorno fa si è concluso il primo corso in lingua veneta della provincia della Marca trevigiana e fra gli studenti anche una quarantenne del Camerun. Ben venga che sappiamo l'italiano bene, che sappiamo l'inglese bene, che sappiamo il francese, il tedesco, qualsiasi lingua, ma la nostra è la più bella perché è quella che parliamo dalla culla. Motiva così il sindaco di Santa Lucia, Riccardo Szumski, il corso di Veneto organizzato nel suo comune. E tra i partecipanti anche chi il Veneto l'ha imparato a quasi 40 anni. La veneta lingua è una lingua di tipo neolatin. È l'inizio del libro di lettura che Donato ha studiato fino ad ottenere il diploma. Lui è arrivato in Italia quasi 30 anni fa dal Camerun. Prima studente a Pisa, poi innamorato del Veneto, si è stabilito a Conegliano nel più tipico dei casi di prima immigrazione. Oggi Donato alterna un impiego da corriere alla missione di mediatore culturale, così appassionato di Veneto da studiarne i minimi particolari. Ho visto che i calabresi tutti parlano la stessa cosa, i sardegni tutti parlano la stessa cosa, ma in Veneto tra un posto all'altro, ad esempio i bellunesi hanno la TH, a centro Venezia abbiamo la C, per esempio dicono sento, lassù dicono tento. Il Veneto non è più sangue, non è più questione di sangue, è questione di gente e popolo. Io sono pronto a difendere questo paese se necessita. Ecco perché quasi da osservatore esterno contesta la decisione della consulta sulla lingua veneta. Una lingua per diventare vera e propria deve avere certe caratteristiche. Il Veneto secondo me ha queste caratteristiche. Per Donato, parlare veneto significa capire il perché del successo economico di questa terra. Io ho fatto una ricetta per me stesso di cominciare a studiare il dialetto, magari parlo con loro e loro mi danno anche questa, diciamo, una ricetta che può aiutarmi anche a avere successo come loro, perché l'immigrazione è uguale per tutti. E alla fine saluta tutti così. Ciao gente, ciao Fior, ciao nonni a casa, e ci sentiamo. Le primissime occasioni sarebbe un piacere, magari beviamo un'ombra, insomma, ecco. E adesso a Padova con le immagini della grande festa della Marathon. 4.500 e 17.000 sono i numeri rispettivamente dei partecipanti alla Padova Marathon nella versione più lunga e quelli dei percorsi più brevi. La maratona da 42 km e la mezza maratona hanno avuto il consueto successo, leggero calo di iscritti, un centinaio per la distanza lunga come sta accadendo alle principali maratone italiane, mentre in forte crescita sono stati i numeri per la mezza maratona partita da Abano Terme. In 17.000 invece tra famiglie, bambini e anziani hanno affollato strade e argini di Padova. Per quanto riguarda i professionisti, vittoria all'arrivo in Prato della Valle per l'eritreo Mogo Shumai, che ha battuto i 2 etiopi favoriti proprio nello sprint degli ultimi metri. Al 37esimo chilometro è stato un po' in difficoltà, ha avuto un po' di difficoltà, ma poi bene, dai. Gli ha detto di stare, mi ha detto che gli ha dato il consiglio di stare dietro, attaccato ai primi, e poi quando la gara era nel vivo aumentare e vincere, è quello che gli ha fatto vincere. Shumai è allenato da Ruggero Pertile, il campione padovano che ora è direttore tecnico di Assindustria Sport. Per lui l'Eritrea ha un futuro luminoso e può fare tempi da record nella maratona. Mi piace stare in questo mondo e cerco di fare del mio meglio, sia con delle persone che possono darmi soddisfazione. Spero molto negli atleti che alleno e spero di dargli le giuste motivazioni, le giuste voglie per diventare dei campioni.
Tra le donne primo e secondo posto per 2 etiopi, terza l'italiana Rosaria Console. Per la gara in rosa tempi da record e abbassato il precedente limite della Padova Marathon. Sono felice perché sono state anche le gare competitive nonostante il caldo delle grandi gare. Abbiamo fatto il record nella maratona femminile e questo conferma che è un circuito veloce e dove penso possiamo toglierci ancora delle belle soddisfazioni. Continua il nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra e questa volta vi parliamo di un reperto particolare, i traccianti utilizzati per illuminare il campo di battaglia di notte. Io sono un agricoltore, era degli anni 50, andavo per i campi a raccogliere dei pezzi di oggetti, rame, piombo, ottone e acciaio. Si andava a vendere, di tutto si trova e tanta roba si trova, tipo soprattutto i srappoli, paletti di piombo, quello erano molto richieste e si prendevano abbastanza soldi. I soldi si avevano per? Sì, per prendersi alla domenica il gelato quando si andava a messa. Un racconto dal cuore per Angelo Brisotto, che raccoglie le testimonianze della Grande Guerra da quando aveva 7 anni. Da bambino per il golosesso del dì di festa, da grande per rispetto di chi ha combattuto ed è morto lungo il Piave. Una passione testimoniata da tanti oggetti, alcuni rarissimi. Questo bengala serviva ai nostri soldati alla notte e alla sera quando andavano all'attacco per illuminare una zona. Un illuminante che racconta la guerra notturna in trincea ed è questo paracadute in seta, tessuto oltre un secolo fa, che lo rende praticamente unico. Quanti ce ne sono? Cioè che sono io un altro. Ed è italiano? È italiano. La particolarità cos'è? Il paracadute in seta, perché questo qua molti lo trovano, ma però senza il paracadute, perché che vale, cioè è il paracadute in seta. Quasi una missione per Angelo, condivisa da oltre 50 anni con il sorriso della moglie, che lo segue discretamente ma con orgoglio quando racconta la Grande Guerra alle tante scolaresche che lo vengono a trovare o che gli chiedono di andare in classe con oggetti come questo. E Angelo dice sì a tutti, perché in cuore sa che far toccare con mano la guerra vale 1000 volte di più che solo raccontarla. Mi spero, sono uno che vorrei trasmettere a altre persone questa passione qua, insomma. Ma perché dovremmo ricordarsi? Perché soprattutto ricordare, sì, non gli oggetti, ma soprattutto ricordare i caduti. I nostri caduti che sono morti, che hanno lasciato il sangue sul Piave, sui cosi, sono morti. Qui c'è da ricordare. Il nostro viaggio come sempre continua, servono anche le vostre segnalazioni degli oggetti della Grande Guerra e allora questi sono i contatti come sempre, treviso@antena3.it per scrivere una mail oppure un sms o un WhatsApp al 340 321 8728. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti della programmazione subito dopo di noi, fra pochissimo ore 13, un tema molto delicato e molto interessante, la situazione carceraria italiana, sovraffollamento, recidiva elevata e l'assenza di vera rieducazione. Ne parliamo con Massimo Candura, senatore della Lega, Claudio Alessandri di Centro Democratico e Fabio Ballestriero, segretario regionale del sindacato di polizia SAP. Poi questa sera c'è 20:10 dopo il nostro telegiornale e Ring alle 21:15 come sempre torna il talk show del lunedì, la politica alle corde, una puntata in cui parleremo di politica, nella prima parte ovviamente tutti gli aggiornamenti sulle vicende romane ma anche sulle vicende locali con Simone Borile, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, Alberto Gottardo, giornalista di Padova 24 Ore. Una seconda parte poi dedicata al tema scottante, sempre presente purtroppo del bullismo, gli ultimi casi di questi giorni ovviamente lo mantengono purtroppo tra i temi del dibattito e tra gli ospiti ci sarà anche Giuseppe Falsone, lo ricorderete, il professore trevigiano che fu aggredito dal padre di un suo alunno. Parleremo appunto di questa tematica del bullismo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione Apollo si mantiene stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di lunedì 23 aprile.
Sul Veneto bel tempo, ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Possibili soltanto isolati addensamenti con qualche piovasco pomeridiano sui rilievi, ma migliorerà presto. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime in aumento tra 20 e 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prosegue il bel tempo. Sulla nostra regione a prevalere sarà il sole. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tuttavia con qualche innocuo addensamento sull'Udinese. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime abbastanza gradevoli tra 20 e 24 gradi. Poche novità se ci spostiamo a vedere la situazione del Trentino Alto Adige, prevalenza di sole anche sulla nostra regione, poche nubi sparse con qualche addensamento e qualche occasionale rovescio, specie al pomeriggio, sui settori alpini di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti tra 26 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.